Benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Augusta, non ancora spenti del tutto i focolai allo stabilimento Ecomac. Uno dei soci dichiara al nostro TG: non eravamo assicurati per l'incendio. Resta la paura della diossina nell'aria e per scongiurarla bisognerà aspettare ancora qualche giorno. 2 morti nell'impatto frontale fra 2 auto sulla statale Pernaro, nell'Agrigentino, 3 i feriti. Il naufragio del Basian, scontro tra la Procura di Termini Imerese e gli investigatori britannici, responsabilità dell'equipaggio o difetto di fabbricazione, in ballo i 400 milioni di risarcimento. A Taormina il sindaco De Luca chiama i giornalisti e va all'attacco, parla di delegittimazione e di tentativi di mettere Sud chiama Nord sotto la lente dei tribunali. L'emergenza caldo ripropone il problema dei rider senza tutele e senza contratti. I sindacati invocano garanzie per l'occupazione e la sicurezza. Proteggiamo dal clima torrido anche i nostri amici animali, soffrono sull'asfalto rovente eppure sulla sabbia infuocata. Necessario, ricordano i veterinari, idratarli bene quotidianamente. Da impiegati alla seconda notte di nozze, il cinema di Pupi Avati ad Acireale. I film del grande regista bolognese proiettati a Villa Belvedere da giovedì 10 a domenica 13 alla presenza del maestro. Calciomercato in Serie B, il Palermo in attesa dell'ufficialità per il ritorno di Elia. In C, occhi del Catania puntati in Romagna. Mimmo Toscano vorrebbe portare in Sicilia alcuni dei suoi ex giocatori del Cesena. Bentrovati, tragedia all'alba sulla statale 410 alle porte di Naro, nell'Agrigentino. Un uomo ha perso la vita e 4 persone sono rimaste ferite in un incidente violento fra 2 auto. Successivamente si è appreso che uno dei 4 feriti purtroppo è deceduto anche lui. Le vittime erano braccianti agricoli residenti a Canicattì. Davide Sardo. E di un morto e 4 feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto all'alba lungo la statale 410 tra Naro e Canicattì. La vittima è Katalin Arginit, 49 anni, romeno, residente a Canicattì. Viaggiava su una Volkswagen Golf insieme alla moglie e una connazionale diretti verso Palma di Montechiaro per lavoro. La loro auto si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto guidata da Calogero Laimo, 23 anni, di Naro. L'impatto è stato violentissimo. Arginit è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Ferite, ma non in pericolo di vita, la moglie e l'amica trasportate negli ospedali di Licata e Canicattì. Anche Alaimo ha riportato gravi fratture, è stato trasferito in soccorso alla Sant'Elia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze del 118. Le indagini sono affidate ai militari della compagnia di Licata. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposto il sequestro dei veicoli e l'autopsia sul corpo della vittima. Inizialmente si era diffusa la notizia di una seconda vittima, poi smentita dalle autorità. Un altro incidente mortale si è verificato a Palermo nello scontro fra un'auto e uno scooter. È morto l'uomo alla guida del mezzo a 2 ruote. La figlia di 20 anni in sella con la vittima è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale in codice rosso dai sanitari del 118. L'automobilista dell'auto coinvolta è rimasto illeso. Il naufragio del Basian è scontro di interpretazioni tra la magistratura siciliana e i tecnici navali inglesi sulle cause dell'affondamento del veliero. Ipotesi diverse fra le 2 autorità e sullo sfondo un risarcimento da 400 milioni. Maglio Viola.
L'affondamento del Bayesian fu causato da un errore umano oppure da un difetto tecnico? A bordo del veliero, prima che colassi a picco, c'era già acqua ed il veliero era inclinato su un fianco oppure no? Sono i due temi sui quali si profila uno scontro di interpretazione fra la magistratura siciliana e l'indagine tecnica dell'autorità navale inglese. Uno scontro fondamentale per spiegare la tragedia, ma anche per quantificare il risarcimento che le assicurazioni dovranno pagare. Sul tavolo ci sono ben 400 milioni di euro. Se l'errore è stato umano, dovranno essere versati per intero. Se invece c'è stato un elemento tecnico, il risarcimento sarà molto più esiguo, ma i rinomati cantieri italiani che costruirono il Bayesian rischierebbero il tracollo se passasse questa interpretazione. Ora che il veliero è a terra, inizia dunque la battaglia delle perizie tecniche. Per la Perini Navi, il cantiere che ha costruito proprio il veliero, resta inaffondabile. Tutto va fatto risalire ad una catena di errori umani. La pensano così anche in procura a Termini Imerese, ma per gli ispettori inglesi ci sono tracce che lasciano spazio ad altre ipotesi, una battaglia che certamente non sembra aiuterà a trovare la verità. È il caso delle donazioni al partito di Cateno De Luca, Sud Chiama Nord. Il sindaco di Taormina e deputato all'Assemblea regionale ha tenuto questa mattina una conferenza stampa a Messina. Francesco Triolo. La scritta sulla maglietta che indossa è tutto un programma. Cateno De Luca ha animato il Salone delle Bandiere del Comune di Messina per l'annunciata conferenza stampa di risposta alle notizie sulle donazioni a Sud Chiama Nord. Oltre 2 ore condite da slide, viaggi a ritroso nel tempo, accuse a campo largo, rispedendo indietro le parole sistema e metodo. Al suo fianco gli uomini chiave del suo partito parlano di tutto pubblico da tempo, della delicata partita politica che si sta giocando. Chiamano più volte in causa l'onorevole Tommaso Calderone che col consigliere provinciale di riferimento Carmelo Pietrafitta ha dato il via al Bayam. Attacchi da parte di Forza Italia non ne vedo, vedo una presa di posizione dell'onorevole Calderone che probabilmente il caldo avrà colpito male e quindi reazioni scomposte che saranno valutate nelle sedi opportune, le sue e quello di Pietrafitta. Da parte di Forza Italia non ci è arrivato nessun attacco, nulla da questo punto di vista è modificato nei nostri rapporti. Nella vicenda delle donazioni private una delle questioni è quella dell'opportunità, ovvero di quei versamenti da chi ricopre ruoli politici dietro nomine oppure di ditte che hanno eseguito lavori per conto delle amministrazioni. Non comprendo il tema dell'opportunità, nel senso che ognuno si iscrive ai partiti e contribuisce per come può. Noi per statuto chi nominiamo nelle partecipate, essendo nomine politiche, contribuisce col 15% dell'indennità. È scritto, lo si fa mensilmente. È un De Luca d'attacco, parla di delegittimazione, di tentativi di mettere Sud Chiama Nord sotto la lente dei tribunali, di azioni legali pronte a partire per evitare quello che ha definito il mascariamento dell'immagine di Sud Chiama Nord. Ci vorranno ancora giorni per spegnere del tutto i focolai allo stabilimento Ecomac di Augusta. Uno dei soci dichiara al nostro telegiornale: non eravamo assicurati per l'incendio. Il comandante dei Vigili del Fuoco dice: il caldo potrebbe non essere l'unica causa. Per avere conferma sull'eventuale presenza di diossina nell'aria, che preoccupa molto comprensibilmente, bisognerà attendere ancora qualche giorno. Francesco Aloi. Per capire se c'è diossina nell'aria, come ci dice l'ARPA, servirà ancora qualche giorno. Intanto tutto continua a bruciare. Non abbiamo assicurazione incendi, quindi questo è un danno che dovremmo risolvere con le nostre forze. Lui è uno dei soci di Ecomac, l'azienda di smaltimento rifiuti in fumo da sabato scorso. Nel giro di 3 anni è il secondo incendio. I nostri piazzali sono costantemente monitorati 24 ore su 24. Qualsiasi cosa sia accaduta è possibile risalire esattamente al momento e alla causa. Qui, alle porte di Augusta, arrivavano i rifiuti differenziati da Catania, Siracusa e Ragusa. Un'azienda che qualche giorno fa era stata premiata da Legambiente. Adesso si presenta così. Resta solo la cenere. Quante famiglie vivevano con questa azienda? Ci sono 60 famiglie che lavorano in questa azienda, compreso le nostre. E quindi la responsabilità in questo momento è pensare a risolvere la problematica quanto prima possibile.
Oltre 50 i vigili del fuoco impegnati, ma ci sono anche i volontari della protezione civile. Il caldo, secondo i pompieri, potrebbe non essere l'unica causa dell'incendio. Parlando di plastica non si può escludere la presenza di diossina all'interno di questi fumi, che sicuramente una quota di tossicità ce l'hanno. I sindaci della zona continuano ad invitare a limitare gli spostamenti all'aria aperta. Intanto la procura tiene i riflettori accesi. Avviso di conclusione delle indagini per l'assessora regionale Amata, indagata per corruzione in un filone parallelo a quello in cui è coinvolto il presidente dell'Assemblea regionale Galbagno. Per lei adesso potrebbe arrivare la richiesta di sottoporla a processo. Roberta Lunghi. Per l'assessora regionale al turismo Elvira Amata, coinvolta in un'inchiesta per corruzione in un filone parallelo a quello del presidente dell'Ars Galbagno, le indagini sono concluse. Dalla procura di Palermo le è stato fatto recapitare l'avviso che nella prassi potrebbe preludere alla richiesta di rinvio a giudizio e dunque al processo per corruzione nell'esercizio nella funzione, capo di imputazione proposto dalla procura al GIP. Resta da attendere se, alla luce dell'ultimo evento, la Amata deciderà di fare il famigerato passo indietro, negato fino a ieri, quando si era detta impegnata solo a dimostrare la sua totale onestà di comportamento e quando il presidente Schifani aveva smentito di avere chiesto le sue dimissioni. E di fatto potrebbero arrivare anche altre decisioni di carattere politico mosse dal partito di Fratelli d'Italia da Roma. Ora l'assessora potrà chiedere di essere sentita dai magistrati oppure presentare una memoria difensiva per la quale avrà 20 giorni di tempo. Indagini chiuse anche per Marcella Cannariato, moglie di Tommaso Dragotto e vicepresidente della Fondazione di Famiglia. La Cannariato si era già dimessa dal CDA dell'azienda il 1 luglio, proprio mentre il presidente dell'Ars Galbagno era impegnato a riferire in aula. Seguito in ascesa per Schifani in Sicilia. Secondo la classifica del Sole 24 Ore, il presidente della regione è al primo posto tra i 20 governatori italiani per crescita del consenso dal giorno delle elezioni e al sesto per gradimento, guadagnando 2 posizioni. Maglio Viola. Dall'8° al 6° posto per gradimento dell'azione amministrativa da parte dei cittadini amministrati, ma soprattutto primo in Italia per crescita del consenso dal momento delle elezioni ad oggi, metà mandato. Cresce dunque l'apprezzamento per il presidente della regione siciliana Renato Schifani secondo il sondaggio Government Poll effettuato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. La classifica annuale vede il presidente della regione siciliana confermare il gradimento scalando 2 posizioni, ma soprattutto lo vede primatista della speciale classifica che misura la crescita del consenso per virtù delle azioni amministrative con un più 14,4%. Di fatto Schifani appena eletto era partito dagli ultimi posti della classifica di Governance Pool, complice il fatto che il suo governo aveva appena iniziato a muovere i primi passi quando fu redatta la classifica 2023. Poi aveva fatto un balzo di 5 punti percentuali di gradimento in più lo scorso anno, nel 2024, e adesso consolida la propria posizione continuando a crescere. In testa c'è la conferma del primo posto di Massimiliano Federica, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, seguito dal governatore veneto Luca Zaia. Il terzo gradino del podio è occupato da Alberto Cirio, strapotere dunque dei governatori di centrodestra del nord-est. Risultati non brillanti invece per i sindaci siciliani, con Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ultimo, Giacomo Tranchita, sindaco di Trapani, penultimo, Francesco Italia, sindaco di Siracusa, quartultimo. Primo dei siciliani è il sindaco di Ragusa, Beppe Cassì, 25esimo, seguito da Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento, 35esimo, metà classifica col 55esimo posto per il sindaco di Catania, Enrico Trantino. L'ex vescovo di Trapani, Francesco Miccichè, e la diocesi di Trapani stessa, citati a giudizio per un presunto danno erariale di 400.000 euro ai danni del Ministero dell'Economia. La vicenda ruota attorno al processo penale in cui l'ex prelato era stato accusato di peculato per avere distratto, secondo l'accusa, fondi provenienti dall'8 per 1000 destinati all'attività della diocesi di Trapani. L'emergenza caldo ripropone il problema dei rider senza tutele
e quasi sempre senza contratti. I sindacati invocano garanzie per l'occupazione e sicurezza naturalmente. Tonino De Mana. E sulle strade roventi, battute dal solleone, ci sono loro, i rider. Macinano chilometri e chilometri in estate a sfidare il caldo, in inverno sotto la pioggia e al freddo. Eppure, non si fermano un attimo tra turni massacranti, spostamenti continui e senza tutele contrattuali. Ricevono in media dai 2,70 ai 5 euro lordi a consegna, che si riducono a meno di 2 euro per chi ha partita IVA. Ma la voglia di lavorare prevale su tutto, anche sul caldo. Com'è la vita da rider? Allora, la vita da rider, diciamo, è una vita un po' particolare, nel senso non è per tutti, è molto difficile in quanto siamo esposti caldo, freddo, pioggia e tutto quello che comporta. Pericoli per strada, ho avuto un incidente, diciamo, poco tempo fa. Voi come rider siete esposti a tanti rischi e non avete tutele, e allora cosa fare? Allora, secondo me risolvere questa problematica è fondamentale, quindi magari trovare una soluzione, avere dei sindacati che comunque ci possono tutelare sarebbe una cosa ottima. Meritano di più e soprattutto meritano rispetto, come spiega Salvo Bonaventura. Noi chiediamo alle loro aziende per le quali lavorano di applicare il contratto collettivo nazionale della logistica e merci. Alle loro aziende chiediamo che comunque il lavoro va tutelato e messo in sicurezza, in particolar modo in questi giorni con queste alte temperature. E a soffrire il caldo ci sono anche gli animali. Allora vediamo come proteggere i nostri amici a quattro zampe con Emanuela Corsi. Il grande caldo non risparmia neanche gli animali, che come noi soffrono le alte temperature e possono essere soggetti a colpi di calore. I sintomi più frequenti sono un respiro affannoso, si potrebbe notare lingua bluastra, in generale un atteggiamento di affanno, di disorientamento, a volte incoordinazione motoria. Se la cronaca ci riporta ancora troppe storie di cani e gatti lasciati nelle ore più calde in auto o su terrazzi e balconi con, ricordiamo, possibili conseguenze penali, negli anni fortunatamente è alta l'attenzione di tanti umani verso tutte le esigenze dei loro amici a quattro zampe, soprattutto nei giorni di afa. Si fa capire benissimo, quindi se lui ha sete si fa capire, se usciamo anche al bar che diamo l'acqua per lui, cioè lo idratiamo come ci idratiamo noi. Le passeggiatine quando? A che ora? Le passeggiatine di mattina presto e poi il pomeriggio dalle 7:30 in poi. L'asfalto diventa una delle cose che più viene sottovalutata, anche perché insomma noi usciamo con le scarpe, quindi abbiamo i piedi coperti. Per i cani non è così, il rischio di ustioni o comunque di lesioni alle zampe è veramente alto. Stanno meglio di me perché io sono al lavoro e loro sono a casa al climatizzatore. Quanti acceso. sono? 4. Le aree ventilate fresche vanno bene, chiaramente l'esposizione prolungata magari a temperature troppo basse può a volte essere non indicatissima, però temperature controllate, aree ventilate sono assolutamente indicate, soprattutto durante le ore più calde. C'è chi sceglie il mare per combattere il caldo e far trovare un po' di refrigerio anche al proprio animale. La spiaggia può andare bene, ma con le dovute raccomandazioni e attenzioni. Chiaramente fare passeggiare l'animale nella sabbia calda non è assolutamente indicato. Va bene, ma comunque se è un ambiente tutto sommato fresco e bagnando frequentemente il cane. Purtroppo ci sono animali meno fortunati che non hanno una famiglia che si prende cura di loro. E allora mettere una ciotola d'acqua fresca davanti alla porta di casa o del negozio è un piccolo gesto di civiltà che a noi non costa nulla, ma che può aiutare i tanti randaggi che vivono nel territorio. Giustissimo, cambiamo argomento e parliamo di frustrazione e delusione. C'è stato un sit-in sotto l'arcivescovado di Catania per i dipendenti ODA, Opera Diocesana, che sono senza stipendio da 6 mesi e i lavoratori dicono è impossibile andare avanti, siamo in sofferenza. Tonino De Mana. 188 è il numero di emergenza dei lavoratori dell'ODA. Non risponderà nessuno al numero di emergenza ODA. Il cartello 188 indica solo i giorni senza retribuzione. Dopo le promesse, gli annunci e il saldo di 2 mensilità, gli stipendi arretrati sono nuovamente saliti a 6, lasciando nello sconforto i lavoratori che ogni giorno prestano servizi essenziali come assistenza, terapia e supporto a persone con disabilità. Mattinata calda sotto l'arcivescovado di Catania, dove si sono radunati sindacati e lavoratori. Vergogna! 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 Vergogna!
slogan fischi e tanta delusione. Soldi quando? Questo è il grosso quesito. L'Oda non è più commissariata, si è insediato un nuovo presidente che in realtà è l'ex commissario, avvocato Landi, con un CDA, i quali ci dicono che c'è un piano di risanamento che forse avrebbe la sua attuazione a fine anno, ma nel frattempo è impossibile rimanere a 6 stipendi dietro, a 6 stipendi che potrebbero anche aumentare. Si vive male, si vive con la bontà dei parenti, degli amici, dei conoscenti, chiedendo, si può dire, l'elemosina, anche per andare a lavorare, perché tu non hai più i soldi né per mettere la benzina né per fare la spesa. Alla nostra utenza viene garantito il rispetto, il lavoro, la professionalità, la presenza, la quotidianità, viene garantito tutto. Siamo noi quelli che soffriamo, ma i nostri ragazzi no. Mentre continuano le interlocuzioni con la prefettura di Catania per cercare di trovare una soluzione e soprattutto i soldi per saldare gli stipendi arretrati. Cambiamo ancora argomento. A Palermo la bellezza in cammino per il 401esimo festino di Santa Rosalia. Oggi la conferenza stampa delle celebrazioni che avranno i suoi giorni clou il 14 e il 15. Marco Gullà. Countdown scattato verso il 401esimo festino di Santa Rosalia, o meglio 400 più 1. Questa mattina nel salone di Palazzo Arcivescovile a Palermo è stato tolto il velo sull'organizzazione della festa per la santa patrona della città. 14 e 15 luglio, un festino che ricalcherà in parte le linee della scorsa edizione, la storica 400esima. Il tema è quello della bellezza. Ovviamente non la bellezza in senso meramente estetico, ma la bellezza come valore, la bellezza del sacrificio di Rosalia, la bellezza della vocazione di Santa Rosalia e la bellezza del miracolo che ha liberato Palermo dalla peste e la bellezza della speranza di liberarci tutti quanti in questo momento dalla peste della guerra, della violenza. C'è una continuità esattamente tra il 400esimo e il 401esimo che non a caso abbiamo voluto chiamare 400 più 1, esattamente come c'è un raccordo fortissimo tra il 1624 e il 1625. L'anno del ritrovamento delle ossa, l'anno della speranza, della invocazione, 1625 l'anno del ringraziamento. Palermo si prepara ad accogliere anche tantissimi turisti in occasione della festa in onore della patrona, una patrona che, come ha più volte sottolineato l'arcivescovo Lorefice, deve illuminare i palermitani. Il primo messaggio che non dobbiamo dimenticare di Rosalia è che non ci può essere bellezza nella città se ognuno non ritrova dentro la ricerca del bello. Credo che oggi il messaggio sia quello di ritornare a dare spessore alle nostre coscienze umane, tutti. Il grande cinema di Pupi Avati ad Acireale. I film del regista bolognese proiettati a Villa Belvedere da giovedì 10 a domenica 13 alla presenza del regista e di alcuni degli attori protagonisti. Il programma, presentato al Palazzo di Città, fa parte del cartellone Acireale Estate. Desiree Ferlito. Il grande cinema di Pupi Avati ad Acireale nella rassegna La sconfinata giovinezza, celebre pellicola del regista bolognese del 2010 con la meravigliosa Villa Belvedere da sfondo. 4 serate per celebrare il grande regista, dal 10 a 13 luglio è il programma presentato oggi al Palazzo di Città, inserito all'interno del cartellone Acireale Estate 2025. Tanti sono gli eventi culturali che riguardano la lettura, la cultura e in questo caso anche la parte cinematografica. Questo evento insieme all'evento che fa Scarti nel periodo di novembre sono 2 eventi, direi, di respiro internazionale. Quindi... Dalla Seconda notte di nozze, il ritratto ingenuo del dopoguerra, a Dante, che è un vero e proprio omaggio al poeta, e poi Storia di ragazzi e ragazze, che sarà il primo ad essere proiettato il 10 luglio a Villa Belvedere, e Impiegati, capolavoro del 1985. L'idea di coinvolgere il maestro Avati dopo Roberto Andò lo scorso anno è una scelta di indubbia qualità, sottolinea l'assessore. Sarebbe anche facile puntare sul nome acchiappa like, acchiappa pubblico. No, abbiamo deciso proprio l'anno scorso Roberto Andò, quest'anno un Pupi Avati, di privilegiare chi ha veramente qualcosa da offrire. Pupi Avati in questo senso è una enciclopedia vivente. Insieme al regista presente durante le proiezioni anche alcuni dei celebri attori protagonisti delle pellicole, come Katia Ricciarelli, Enrico Loverso, Claudio Botosso e Nino Genovese.
È il momento della nostra pausa, tra poco il calciomercato con trattative in corso e imminenti ufficializzazioni in Serie B e C. Vi aspetto tra pochissimo. Calciomercato da Palermo a Catania, si cerca di stringere e ufficializzare le trattative di alcuni giocatori sui quali c'è già un accordo. Francesco Triolo. In attesa delle ufficialità, quelle che mancano per il ritorno a Palermo di Elia, che si trasferisce a titolo definitivo dalla Spezia per la fascia destra, e l'arrivo di Augello dal Cagliari per la sinistra. Quindi il direttore sportivo Osti può concentrarsi su altri reparti. In mezzo Marcandalli, Giorgini e Cistana, e spunta anche l'ipotesi Federico Barba, che Inzaghi ha allenato al Benevento e che si è svincolato dagli svizzeri del Sion. Gli occhi del Catania invece sono tutti rivolti in Romagna. Il tecnico Mimmo Toscano vorrebbe portare in Sicilia alcuni dei suoi ex giocatori del Cesena, che con lui ha vinto la Serie C. Intanto il difensore Simone Pieraccini, la trattativa è a buon punto. Il difensore, classe 2004, non ha trovato lo spazio in cui sperava in Serie B e quindi ha deciso di andare via. Dovrebbe arrivare in rosso-azzurro in prestito. A Cesena inoltre danno per scontato anche l'addio a sinistra di Daniele Donnarumma, che ha il contratto in scadenza nel 2026, sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Catania. A Trapani, dopo la sfilza di acquisti, è saltato quello di De Beers dalla Ternana. Le parti pure erano vicine. Va via, dopo aver prolungato il contratto, Diego Zuppel. L'attaccante si trasferisce in prestito al Guidonia. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, grazie e buon pomeriggio.